Proseguono i lavori per l'ampliamento del micronido comunale di via San Zenone, Rossano Veneto, un intervento necessario come servizio per i bambini e per le famiglie del territorio, visto che negli ultimi anni la richiesta di posti al nido è cresciuta sensibilmente. Un'operazione resa possibile anche grazie a un contributo di 576.000 euro dai fondi PNRR per gli asili nido, che copre i costi dell'intera opera che verrà così realizzata senza pesare sulle casse del comune. I tempi del cantiere sono rispettati, sottolinea l'amministrazione, e una volta completati i lavori sarà possibile accogliere 24 bambini in più, portando la capienza complessiva da 32 a 56 posti. Il sindaco Marco Zonta sottolinea che la prima parte dell'intervento si è conclusa con la separazione delle utenze tra il centro arcobaleno e l'asilo nido. Attualmente è in corso la costruzione delle fondamenta della nuova ala, che aumenterà la superficie complessiva dell'edificio di ulteriori 185 metri quadrati. Nel frattempo il servizio continuerà senza interruzioni e presto sarà così data risposta alle famiglie oggi in lista d'attesa.